A metà giugno il ritorno al servizio completo, da lunedì la copertura all'85%. ATP, l'azienda di trasporto pubblico locale di Genova e del Levante, compie un ulteriore passo avanti nella fase 2. Partendo dai collegamenti fra il Tiguglio e la provincia della Spezia, viene ripristinato lunedì appunto il servizio sulla linea 50 per Varese Ligure e quello della 52 per Carro. Si viaggia di nuovo poi sulle linee 43, 47 e 48 per Deiva Marina, Framura, Levanto e Bonassola. Nel Tiguglio vengono ripristinate in toto le linee urbane circolari 3, 13 e 31 che collegano Chiavari, Lavagna, Carasco, Calvari e Conscenti e funzionerà di nuovo anche il collegamento fra Rapallo e Santa Margherita Ligure lungo la linea 7. Inoltre viene reintegrata con cadenza giornaliera la linea 82, quella che collega Santa Margherita Ligure con Portofino, con 26 corse al giorno, 7 giorni su 7. Nel Golfo Paradiso viene reintegrata la linea di Sori e il bus tra Recco e Testana. Novità anche per l'entroterra di Genova. A Campomorone tornano i collegamenti delle linee 36 e 36C per San Martino di Paravanico e Pietralavezzara, mentre da Ceranesi sarà possibile nuovamente raggiungere Gaiazza e Sareto con servizio a prenotazione dal lunedì al venerdì. Reintegrata la linea 35 giornaliera a prenotazione per il comune di Serra Riccò, saranno nuovamente in funzione anche le linee 37, 37P e 37C per il comune di Sant'Olcese. Torna la linea giornaliera per Livellato. Nell'entroterra del Levante torna la linea 11 di Santo Stefano d'Aveto. Restano ovviamente le norme di distanziamento interpersonale, la presenza di personale per facilitare il rispetto delle regole, le operazioni di sanificazione dei mezzi. Gli orari aggiornati sono pubblicati sul sito di ATP.